Giovedì 31 agosto 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con la prima pagina del Gazzettino. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano una notizia che riguarda il mondo scolastico bellunese. La scuola parte senza 270 docenti. I supplenti da nominare la prossima settimana sono poco più della metà dell'anno scorso. C'entra il calo demografico. L'approfondimento di Santino lo troveremo a pagina 2. E un'altra notizia che riguarda invece il mondo del lavoro, prettamente i dipendenti di Safilo. Safilo ha trovato l'accordo, domani referendum. La regione benedice Telios e Innovatec, la CGIL resta fuori. 2 ore di confronto ieri al tavolo regionale per mettere a fuoco gli ultimi dettagli della bozza di accordo definita da Femca Cisl e Wiltec Will, con Safilo per l'eventuale subentro di Telios e Innovatec nei 2 rami d'azienda riferiti allo stabilimento di Longarone. Ottenuta la benedizione dell'assessore regionale Donazzani, il documento domani verrà sottoposto al voto dei lavoratori prima di passare all'eventuale definizione che sancirà la morte di Safilo ma non dello stabilimento e dei suoi 447 dipendenti. L'approfondimento di Marsiglia a pagina 7. Premio San Martino, raccolta di firme per candidare lo sciatore Leonardo D'Inca. Ha vinto tutto con un grande slam, più unico che raro nello sci giovanile, titoli regionali, nazionali e internazionali, Pinocchio, ma ora il bellunese Leonardo D'Inca, 14 anni, potrebbe essere candidato al Premio San Martino. In molti hanno firmato per lui. L'approfondimento a pagina 9. Lo studio dal 2000 ad oggi ogni anno arretra di 20 metri, notizia come foto di copertina che ci porta sulla Marmolada e sul Marmolada come ghiacciaio dimezzato, gli escursionisti che vediamo in questo scatto e gli studiosi dell'università in Marmolada. L'approfondimento di Fontanive a pagina 11. Belluno, sanità, politica, Lega e Fratelli d'Italia si dissociano dal sindaco. La mozione bipartisan che impegna il sindaco a difendere la sanità bellunese, messa a dura prova negli ultimi anni, spacca la maggioranza. La Lega esce dall'aula e Fratelli d'Italia vota contro. È comunque passata con 22 voti favorevoli, una scelta che i 2 gruppi politici hanno motivato definendo la mozione superata, vuoi da recenti sviluppi annunciati dal commissario della USL Dalben, vuoi dalla lettera inviata dal sindaco dei Pellegrini a nome della conferenza dei sindaci al governatore Luca Zaia. L'approfondimento di Fanta a pagina 5. Lentiai, siamo nel comune di Borgo Valbelluna, bulli a Lentiai, il parroco ai genitori, segnalati i casi. E ancora a Santo Stefano, Luigi Tonon, ieri la camera ardente nel suo cinema e oggi il funerale. L'addio a Luigi Tonon avverrà oggi alle 15 nella chiesa di Santo Stefano e il breve percorso dal cinema Piave, dove è stata allestita la camera ardente, al Tempio attraverserà la piazza dove si raduneranno le tante persone che in questi 2 giorni si sono avvicinate ai familiari per esprimere le condoglianze. Sport bellunese, colpaccio Alleg, ecco Zerdev, un grande nome dell'hockey internazionale. Sciderba, cortina mondiale la Mazzoncini, prima azzurra e quinta assoluta. Calcio, dentro la nuova Dolomiti finalmente c'è personalità. Il direttore generale Luca Piazzi spiega come è stata costruita la squadra che ha stupito a Treviso e ora vuole subito confermarsi. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda la politica e la sanità. Civici e opposizioni uniti nelle critiche sulla sanità. La mozione che chiede più servizi divide la maggioranza, il gruppo del sindaco non cede, l'atto passa, Fratelli d'Italia e Lega non votano. Dalben lavora bene De Pellegrin, il sindaco del comune di Belluno, non buttatela in politica. L'approfondimento di Forzin a pagina 17. Longarone e Safilo, la regione timbra l'accordo referendum tra i lavoratori, notizia di cui abbiamo trovato spazio anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, come quella riferita alla situazione del ghiacciaio sulla Marmolada. Il ghiacciaio cala di 5 ettari ogni estate. L'approfondimento di Dalmassa, pagina 8. Istituti superiori, accorpamento in vista per Calvi e Dolomie. L'assessore provinciale incontra i dirigenti sul dimensionamento scolastico. L'approfondimento di Dallanese a pagina 15. E la foto di copertina riguarda il passo Tre Croci, una trincea per riparare le auto dal pericolo frane. Tre Croci chiuso, i pendolari sperano nel meteo. Vediamo appunto l'enorme massa di ghiaia e di rocce che
che si trova proprio sopra all'albergo Bed and Breakfast che è stato chiuso e pochi giorni fa le 70 persone sono state evacuate e che passa ovviamente sul passo tra i Croci. L'approfondimento lo troveremo a pagina 34. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Incominciamo con la lettura del Gazzettino di Belluno. La notizia messa in primo piano riguarda la scuola bellunese e le difficoltà nel trovare i docenti. Scuola, luci e ombre, mancano 270 docenti, la metà di 2 anni fa. I numeri migliorano anche per effetto di un calo degli iscritti agli istituti. L'ufficio scolastico fa fronte a 124 pensionamenti e ne mette in ruolo 267. Le operazioni di nomina a tempo determinato del personale avverranno l'8 settembre. E sempre a proposito di scuole, classi nei container e soluzione spezzatino per i Renier, siamo nel capoluogo bellunese, i cantieri su più istituti costringono a soluzioni alternative. Alla vigilia della ripresa scolastica si lavora ancora alla mappa dei trasferimenti degli studenti. In questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, vediamo i container che già ospitano più classi all'istituto Renier. E sempre per quanto riguarda la scuola, pagina 3, ripartenza in salita tra assenze, sostituti e mancanza di spazi. Analisi senza sconti della CGIL Scuola, persistono le difficoltà strutturali, non c'è stato un piano di assunzioni straordinario, si fa solo propaganda. Continuiamo con pagina 5, la sanità malata spacca la maggioranza, Lega e Fratelli d'Italia non votano la mozione bipartisan con la quale si impegna il sindaco a farsi carico del problema in regione, i dissidenti ritengono che il caso sia ormai superato, il segretario del Carroccio, Zaia, sta lavorando bene. La mozione bipartisan che impegna il sindaco a difendere la sanità bellunese, messa a dura prova negli ultimi anni, spacca la maggioranza, i 4 consiglieri della Lega sono usciti dal Consiglio Comunale e i 4 di Fratelli d'Italia hanno votato contro. È comunque passata con 22 voti favorevoli, una scelta che i 2 gruppi politici hanno motivato definendo la mozione superata vuoi dai recenti sviluppi annunciati dal commissario della USL Giuseppe Dalbene, vuoi dalla lettera inviata dal sindaco Oscar De Pellegrin a nome della conferenza dei sindaci al governatore Luca Zaia e all'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Atto di responsabilità introdurre la mozione il consigliere Gian Giacomo Nicolini, che ha esordito questo documento vuole essere un grande atto di responsabilità di maggioranza e opposizione nei confronti della cittadinanza. Ci tengo anche a ribadire che questo lavoro non è mai stato scritto contro qualcuno, né contro la Regione Veneto, né tantomeno contro la direzione dell'USL Dolomiti, per cui diversi di noi lavorano con passione ed dedizione, ma vuole essere la fotografia dello stato dell'arte della nostra sanità che ci preoccupa molto. Una premessa d'obbligo che ha trovato aderenza anche col pensiero di Claudia Bettiol e Maria Teresa Cassol del PD, di Mirko Costa di Valore Comune, gruppo che non l'ha firmata definendola un testo generico ma che l'ha votata, aggiungendo come l'allora presidente della provincia Sergio Rolon avesse previsto la disfatta sanitaria oltre 10 anni fa. L'approfondimento di Federica Fant vi aspetta a pagina 5. E sempre dal capoluogo, Neve Gala, gli algerini calano i nomi dei finanziatori. Ieri in aula Kamel Layaki, l'imprenditore che ha promesso 100 milioni di euro di investimenti. Si è parlato delle idee progettuali della società Neve Gala 365. Ieri durante il Consiglio Comunale ha preso la parola, invitato dalla conferenza dei capigruppo, l'amministratore delegato Kamel Layaki, che vediamo in questo scatto per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. E a proposito di lavoro, pagina 7 invece, scusate, siamo a Longarone, cessione Safiro, la parola passa ai lavoratori. La regione plaude al piano di ricollocamento dell'azienda che vede in gioco la Telios e la neonata friulana Innovatec. Wiltec soddisfatta, confermata la supercassa al 100%, domani referendum sulla bozza di accordo. Bene l'accordo sull'Investi Scuola, le famiglie subiranno altri aumenti, un aiuto alla vigilia dei forti rincari sul fronte dello studio. Questa è la dichiarazione della Camera di Commercio. Notizie adesso che ci portano a Feltre. Graziano Baster è ambasciatore d'arte d'Italia, l'ex preside e pittore inserito nel catalogo di Mondadori dedicato ai creativi liberi non legati ai valori di mercato. Sempre da Feltre, l'onda lunga del Paglio all'Altanon, l'Aquila di Portoria resta in volo. E siamo a pagina 9 con Borgo Valbelluna, Zelante, la chiesetta compie mezzo secolo, alpini in festa.
Quero Vassalano, referendum per la fusione di questi due comuni del Basso Feltrino. La regione abbassa il quorum, per il via libera all'unione tra comuni sarà sufficiente il 30% dei votanti, un ulteriore ritocco previsto nei casi di molti iscritti all'AIRE si scende al 25%. AIRE che sta per Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, quindi quei cittadini del comune di Quero Vassa e di Alano che in questo momento risiedono all'estero. Serende il Grappa, notizia di spalle, campo sintetico per novembre, ruspe in azione. Santa Giustina, Paolo Malaguti, domani ospite dell'estate culturale. L'appuntamento è alle ore 20:45 nella frazione di Meano, nel cortile di Villa Vieceli. Continuiamo con pagina 10, bulli e droga si possono battere, il parroco chiama, Lentiai risponde. Più di 300 si sono presentati ieri sera, Don Luca deve spostare l'incontro dall'oratorio alla chiesa, non dobbiamo fare i carabinieri nelle ronde, ma segnalare i casi e comportarci da comunità. Bisogna controllare e stare più a lungo insieme ai ragazzi, il sindaco, parliamo di Stefano Cesa, sindaco del comune di Borgo Valbelluna, la squadra di assistenza sociale è pronta ad aiutare. Ponte nelle Alpi, chiudono gli ambulatori di Paiane e di Colle di Cugnani. Il sindaco, ci stiamo muovendo per una soluzione con sindacati e comitati, siamo pronti a iniziative. Passiamo a Cortina, Super G, Mazzoncini ingrana la quinta sciderba, ai mondiali a Cortina la bellunese termina a meno di 2 secondi dalla vetta, primato azzurro con vista sul podio, in campo femminile vince la giapponese Maeda, il più veloce dei maschi è il ceco Bartak, oggi la super combinata. Roccapietore, Marmolada, il ghiacciaio arretra di 20 metri all'anno, non si ferma l'allarme per il futuro della Marmolada, la superficie e il volume del ghiacciaio continuano a ridursi a ritmo accelerato, lo confermano le misurazioni annuali condotte dai geografi e glaciologi dell'Università di Padova, che tratteggiano di anno in anno un quadro sempre più fosco sullo stato di salute del più importante ghiacciaio delle Dolomiti. Ciao nonno, mi guarderai da lassù mentre curo l'orto. Questa è la dichiarazione del nipote di Luigi Tonon, storico titolare del Cinema Piave di Santo Stefano, venuto a mancare pochi giorni fa. Oggi sarà celebrato il funerale. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci subito al suo interno con le notizie dedicate alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 15, Piccoli raddoppia preside di 1600 studenti. 10 istituti in reggenza, 8 conferme, la griglia della direzione scolastica all'Istituto C di Quero Vassa arriverà Carrera da Pedavena, quindi anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al mondo scolastico, alla macchina del mondo scolastico pronta a partire con l'anno scolastico 2023-2024. Verso l'accorpamento tra Dolomia e Calvi, provincia decisa via libera dai presidi. L'altro ieri c'è stato l'incontro tra l'assessore Bogana e i dirigenti, il dimensionamento potrebbe riguardare anche istituti comprensivi. Consiglio comunale, politica che ci porta nel capoluogo, privati vincolati a garantire lo sci, la compravendita degli impianti del Nevegal slitta di 6 mesi, il comune pretende l'apertura invernale. Il fondo Celeres, pronto a mettere 100 milioni per rilanciare il colle, Camella Iacchi svela i nomi degli investitori, notizia di cui abbiamo trovato spazio anche nell'edizione del Gazzettino, come quella riferita appunto alla mozione che passa, civici minoranze allineati sulla sanità, i partiti non votano ma la mozione passa. Lega e Fratelli d'Italia, documento superato dagli eventi, anche Trabucco fuori dall'aula, Costa e Vignato si astengono. Questa è la dichiarazione del sindaco Oscar De Pellegrin, che ha votato a favore della mozione. Non facciamo una questione politica su un servizio primario per i cittadini, stiamo vicini ad Alben senza critiche. Lavoro, fondo povertà, si parte il comune alla ricerca di 2 assistenti sociali, notizia riferita sempre al capoluogo bellunese. Passiamo invece a pagina 19, che succede a Belluno, la pagina Instagram che promuove il territorio. È nata un anno fa dall'iniziativa di 2 giovani immigrati per lavoro. Bogo, sfatiamo il mito che in provincia non c'è mai niente da fare. Notizia di spalle, Investi Scuola, la CGIL corregge il tiro, apprezziamo l'esito a favore delle famiglie. Siamo a Feltre con pagina 20, un'estate da record, 40.000 presenze ai tanti eventi organizzati in città. Sanità feltrina, donna malata di dengue, oggi e domani al via le nuove disinfestazioni. Continuiamo con pagina
con pagina 29, Serendel Grappa, a Rasai partono i lavori del nuovo campo sintetico, sopralluogo all'impianto sportivo ieri con Comune, FIGC, FCC, fondi dei comuni confinanti e Dolomiti Bellunesi. Il sindaco Dario Scopel ha 40 anni di storia ed è un luogo di amicizia, passione e volontariato. Tariffe, notizia che ci porta a Feltre, restano ferme le rette all'asilo del Pasquer, ma solo per quest'anno. Fonzaso, settembre Fonzasino, un mese di festa tra concerti, sport, musica e cucina. Nata nel 1969, la manifestazione organizzata dalla Proloco è l'evento più atteso del paese. Zuliana, non abbiamo mai perso un anno, nemmeno nel periodo più difficile del Covid. Notizia di spalle, niente posta a San Donato, grave disagio per gli utenti. E ancora domani l'apertura della frasca, sabato 9 la Monte Avena Vertical, un programma fittissimo con attrazioni anche per i più piccoli. Impianti sportivi, Pedavena, manutenzione in vista da lunedì a domenica, chiudono le piscine. Valbelluna, pagina 13, pane e spesa a domicilio nelle frazioni, il panificio Andy di Cesio punta su Melle. In centro storico apre domani il nuovo negozio, Zanella ci mancava dal 1997 un punto di contatto con il pubblico. Sospirolo, asfaltature, via il piano di interventi in 8 strade. E ancora da Borgo Valbelluna, casetta alla fermata, così Signa si abbellisce. Ed ecco appunto in questo scatto la casetta e la scritta realizzata a Signa di Borgo Valbelluna. Torna la Woodstock bellunese a Cesana Beach, ironia e musica. Alla spiaggia al Piave, domenica in riva al Piave, domenica una lunga serata con il Rocky, il gestore Michele Sbardella. Quest'anno un palco nuovo di zecca. Limana, nuova mensa alle Cibien assegnata alla costruzione. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al futuro dei dipendenti di Safi, l'ok regionale all'ipotesi di accordo, domani il referendum tra i lavoratori. Femca e Wiltec soddisfatte, la Filtem conferma le sue perplessità su Innovatec, impegno per la formazione dei lavoratori. E sempre a proposito del futuro dei dipendenti della Safilo, l'obiettivo era salvare i posti e l'abbiamo centrato in pieno. Il segretario regionale della categoria Cisla Zanon riflette sul piano. Soverzene, più attività sportive con il nuovo impianto di illuminazione a LED. Ponte nelle Alpi, medici in età da pensione, possibile la proroga. Passiamo in Agordino con pagina 33, vertice a Venezia per la strada regionale 203, frena, va messa in sicurezza, presidente dell'Unione Montana Agordina. Oggi i presidenti appunto dell'Unione Montana Agordina e della provincia, quindi rispettivamente Frena e Padrin, vedranno l'assessora De Berti, porteremo alla sua attenzione le preoccupazioni e le proposte della Valle. Agordo, stop ai bus scontati ai part-time, le RSU Luxottica si mobilitano. Falcade, il comune alla ricerca di 2 collaboratori. Tutte le informazioni direttamente sul sito del comune di Falcade. Cortina, Passo Tre Croci, trincee e sensori proteggeranno la strada regionale 48 dalla frana. Strada ancora chiusa in attesa della stabilizzazione del versante, poi il cantiere contro futuri nubifragi. Stagione forse finita per l'albergo, sgomberato lunedì dopo la colata. Ed ecco dove si trova appunto l'albergo e la frana che è colata proprio al lato dell'albergo per raggiungere la strada, in questo caso il Passo Tre Croci. San Vito, messa per Olpe e Magico, travolti sul Monte Pelmo. I 12 anni trascorsi dalla morte di Aldo Giustina Olpe e Alberto Bonafede Magico saranno ricordati stasera con una messa. Ancora da Cortina, aula magna ingombra di mobili, i professori convocati in baita. Il personale domani dovrà recarsi a Cason di Rozes, al Passo Falzarego. Il preside "Così creiamo spirito di comunità", parte il modello educativo Dada. Comelico Superiore, smotta la ghiaia e manca la linea, protesta Alberti. Danta di Cadore, manca ancora l'acqua, GSP punta sull'unica sorgente utilizzabile. Dalla rubrica Cultura e Società, l'approfondimento riferito alla mostra del cinema di Venezia. Venezia 80 passa la storia e una figlia incontra il padre mai avuto. Il leone alla carriera, Murino impeccabile, la star è Favino, l'emozione di Graziella, nata orfana del comandante. Cavagni e l'asteroide, insegnare il passato per contrastare i rigurgiti fascisti, l'ordine del tempo, fuori concorso. E ancora in merito alla mostra del cinema, Cuba in bianco e nero, chi resta e chi sogna, giornate degli autori in concorso Gli oceani, sono i veri continenti di Tommaso Sant'Ambrogio, il film nato 3 volte. Dalla rubrica invece Giorno e Notte, gli appuntamenti riferiti al territorio bellunese, dibattito aperto, i giovani e il teatro, arti in bilico mette a confronto attori e famiglie. Domani una tavola rotonda con Fauro, il regista Roberto Cuppone e Anna Dalpan.
Ancora, Palazzo Guarnieri ospita la lirica doppio concerto con rotondi e autori, domani e sabato nell'ambito della masterclass Cantanti da tutto il mondo sul palco Feltrino. E adesso lo sport, hockey Serie B, Alleghe colpaccio mondiale con l'ex NHL Nikolai Zerdev. Il 38enne vanta 436 presenze nel torneo americano dove fu quarta scelta, con la Russia 2 titoli ridati, Levis un bel regalo per il 90° della società. E sempre per quanto riguarda l'hockey, il Cortina stronca il Fassa, ma per il trofeo Ladino c'è ancora da aspettare, 7-3 tra Cortinafro e Fassa Falcons. Basket, il Treviso ad Omegge per preparare la Serie A, Curling Costantini e compagni in campo alla Oslo Cup, debutto con il Dryborg. Ancora sport, rugby Serie B, Feltre Belluno, primo derby il 26 novembre al Boscherai. E ancora scatta l'ora dei sorteggi di Champions, le italiane mettono Wembley nel mirino. Oggi a Montecarlo sarà svelata la fase a gironi, Napoli, Inter, Milan e Lazio alle prese con speranze e club da evitare. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, poco nuvoloso in prevalenza per nubi basse, non escluse locali riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fresche. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.